Welcome to the weekly recap of English news from Italy and Friuli Venezia Giulia. Flights return between Trieste and Milan. Air service between Trieste and Milan Linate will resume on July 1st, with Air Italia operating the route through March 2027. Regional officials say the connection is vital for business travel and economic growth, particularly as Trieste remains without a high-speed rail link. Speaking of the announcement, Governor Fedriga said that for now, the only viable means of fast travel to Milan is by plane. Quindi la verità è che oggi per avere un collegamento veloce l'unico mezzo percorribile è l'aereo, e devo dire che anche l'infrastruttura fatta a Linate, che ti permette di raggiungere il centro con la metropolitana in pochissimi minuti, penso che in realtà sia un vantaggio importante, ribadisco, soprattutto per chi viaggia in business. Un attimo rispetto a quello che hanno detto. It wasn't obvious that we could reconnect the city so quickly since the May of March, April, when the routes was interrupted by ITA. It wasn't obvious, and I have to say thank you to all the region, to the Assessore Amirante and the President Federica. A new report highlights a fight against economic crime in Friuli Venezia Giulia. Marking 252 years of service, the Guardia di Finanza has released its operational figures for Friuli Venezia Giulia, revealing 17 months of wide-ranging activity from tax evasion to tobacco smuggling operations across the region. Allora sì, oggi celebriamo in maniera solenne, in forma solenne, la ricorrenza della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Un corpo che ha una funzione di carattere sì repressivo, ma anche e soprattutto preventivo. Oggi si celebrano 252 anni di storia di un corpo che ha segnato la nostra Italia. 252 anni caratterizzati sicuramente da riconoscimenti importanti, da atti di eroismo, da medaglie, da operazioni eclatanti, ma soprattutto, e penso che sia quello che conta di più, dal lavoro costante, quotidiano e silenzioso di migliaia di uomini e donne in divisa. A journey through memory begins in Trieste. More than 50 young people from across Italy gathered in Trieste on Friday to launch the 2026 Journey of Remembrance, a civic education program exploring the Foibe massacres, the Julian-Dalmatian exodus, and the history of Italy's eastern border. Over the next week, participants will visit key historical sites in Italy, Slovenia, and Croatia, while meeting witnesses and local Italian communities. Oggi è il giorno d'inizio di questo viaggio che è giunto alla seconda edizione e dei quali beneficeranno simbolicamente 50 ragazzi e ragazze che vengono da tutta Italia, che ci auguriamo possano essere testimoni per raccontare anche loro, perché qui c'è bisogno di mantenere alto il livello del racconto, della narrazione di questo dramma che per troppo tempo è stato negato e che oggi, grazie a tante iniziative, noi stiamo cercando invece di mettere a disposizione delle giovani generazioni. Dogs get their own spot on Trieste's waterfront. Trieste has unveiled its new Bau Beach in Barcola, a dedicated beach for dogs and their owners. The project includes a new sea access ramp, a pebble shoreline, and coastal protections against future storm damage. Oggi l'avvio della fine dei lavori di questa riqualificazione di questo tratto di costa che non aveva una spiaggia, non aveva un accesso cani, è stato realizzato in sicurezza con una rampa, una chiusura, un doccino, una spiaggia con gli scogli, tutto quello che serve per i nostri amici a quattro zampe per poter accedere anche loro al mare in sicurezza. Abbiamo copiato da Roiano dove abbiamo fatto la chiusura per i cani, che è stato un trionfo, e adesso qua stamattina era un sogno vedere i cani che giocavano. Guarda che roba, è una cosa bellissima, veramente una città fantastica. Friuli Venezia Giulia unveils Doro, the face of the Summer European Youth Olympic Festival 2027. As Friuli Venezia Giulia prepares to welcome 4,000 athletes for the Summer European Youth Olympic Festival 2027, Doro the lizard has been selected as the official mascot of the festival, chosen from the works of 150 students at Udine's Liceo Artistico Sello. EIOF è una delle manifestazioni sportive giovanili più importanti al mondo, se non la più importante, coinvolge 4.000 ragazzi di 48 paesi d'Europa, sono le Olimpiadi dei giovani e meritavano l'impegno della regione anche nel lasciare un'impiantistica sportiva che sia un ricordo di questa manifestazione, ma che possa essere utilizzata anche
negli anni a venire. D'altra parte oggi che si presenta questa mascotte è anche un elogio al talento, alla creatività dei nostri giovani, è il momento in cui l'arte si realizza, il pensiero diventa azione, l'emozione diventa immagine ed credo sia un bel connubio tra i ragazzi della nostra regione e i ragazzi di tutta Europa che parteciperanno a questa manifestazione. Di gente, deve essere la festa in particolare di giovani, voi sapete che saranno ragazzi under 18, tutti, e quindi ragazzi che hanno l'età di questi che oggi sono stati premiati, e quindi io sono felice proprio di aver visto intanto questi bei lavori, se mi permettete, di qualità e anche con motivazioni fatti da loro molto profonde. Scorching summer, beating the heat in Friuli Venezia Giulia. Friuli Venezia Giulia is facing record-breaking heat, with temperatures expected to reach 39 degrees Celsius. We asked the locals how they're beating the summer heat. With the summer heat. So I've been back in the city just a few days ago, so it's been kind of a shock for me. I was in the south of Italy and it was cooler than here. I stay like close in the house for the main part of the day and go out only in the early morning and the late evening. We swim. We are in Barcola here in Trieste. It's a beautiful place, and so we take a refresh in the water. Kind of try to get inside of the cold water and swimming. I think that's the best way. And we stay in the sea or just with the air and the tree. So we come here and we stay in the sea. Drinking a lot of water, fundamental to survive. Thank you for watching In Trieste Web TV. We speak your language.